un anniversario importante, 100 anni di una scuola riconosciuta a livello regionale che vogliamo sostenere perché la scuola è una struttura, un'istituzione da sostenere in tutti i modi, tanto tanto più quando appunto raggiunge risultati di questa importanza, i 100 anni sono un traguardo fondamentale, quindi ci sarà l'occasione per festeggiarli con la comunità di Altavilla Vicentina. Il Consiglio regionale del Veneto è a fianco di questa istituzione importante. La scuola Fusari si vede insediata da ben 100 anni, il che mi fa un grandissimo onore e privilegio essere a capo di questa comunità ad oggi, proprio perché, la comunità cresce in questo modo dei bambini, che hanno la possibilità, come dire, di frequentare una scuola sicuramente rodata e ci auguriamo che continui ancora molto. Quello che posso dire è che siamo comunque a fianco di una scuola che ha delle necessità, noi ci siamo presenti, abbiamo a capo un presidente che la porta avanti con entusiasmo, tanto quanto noi, cerchiamo di essere collaborativi. Quindi direi che è un ottimo fiore all'occhiello di Altavilla, e speriamo di essere d'esempio anche per qualcun altro. Quest'anno festeggiamo il centenario della nostra scuola. Abbiamo ospitato il 10 aprile l'onorevole Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, che con delega del governo ha portato i suoi saluti a questa istituzione scolastica. Il 29 aprile siamo andati in udienza generale dal Santo Padre, una delegazione composta da genitori, famiglie, amministrazione della scuola, volontari e personale della scuola in udienza generale per portare la benedizione e degli omaggi che aveva fatto i bambini per il Santo Padre. Il 15 maggio pubblicheremo il film documentario che racconta attraverso le immagini e la narrazione del poeta Rigotto quella che è la storia della nostra scuola, per poi culminare il 5 giugno in cui ci sarà la grande festa di fine anno scolastico in cui i bambini racconteranno i 100 anni attraverso i costumi e gli usi della nostra scuola negli ultimi 100 anni. Poi il 31 ottobre 1926 c'è stato il taglio del nastro inaugurale della nostra scuola, il 31 ottobre del 2026 ci sarà un taglio formale di un nastro per altri 100 anni di questa scuola.